Ciao ragazzi, oggi ci troviamo a pochi chilometri da Caltagirone. Siamo nel cuore della zona DOC G Cerasuolo di Vittoria e quindi all'interno proprio di una delle strade del vino più antiche. Siamo presso la tenuta Valle delle Ferle, creata da due giovani ingegneri, Claudia e Andrea, che hanno realizzato il loro progetto di cui adesso ci parleranno, e poi scopriremo anche il Cerasuolo di Vittoria prodotto secondo tradizione. Questo è un vigneto molto caratteristico in quanto è una delle ultime vigne rimaste, come si suol dire, ammischiate, cioè lungo lo stesso filare si alternano in maniera casuale viti di Frappato e viti di Nero d'Avola. Cioè noi, grazie anche alla posizione in cui ci troviamo, siamo in quota, siamo a 400 metri di altitudine, ci troviamo in una posizione in cui i tempi di distanza, ecco, nella maturazione del Frappato e del Nero d'Avola si accorciano notevolmente. E anche per quel che riguarda sicuramente con le percentuali, ci troviamo a dire che chiaramente da numero di ceppi noi abbiamo un 50 di Frappato e un 50 di Nero d'Avola, ma poi quello che ogni anno raccogliamo è una percentuale differente. Siamo nella vigna vecchia, quindi nella vigna piantata come si faceva una volta, cioè dove Frappato e Nero d'Avola sono mischiati sullo stesso filare. Questa per esempio è una pianta di Nero d'Avola su cui ora inizieremo a fare la potatura verde, quindi eliminare tutti i tralci, ecco, superflui per stimolare la pianta a crescere dove vogliamo. Ecco, questa che ha le foglie un po' più scure è una pianta di Frappato. Dico probabilmente perché sicuramente quando poi avremo il grappolo formato, il grappolo chiuso, stretto del Frappato, sarà molto più facile riconoscerle, ecco. E quindi da questo appezzamento, come dagli altri vecchi, otteniamo il Cerasuolo di Vittoria raccogliendo le due uve insieme. Quando invece vogliamo fare Frappato o Nero d'Avola in purezza, facciamo tra virgolette una follia, che è quella di selezionare durante la vendemmia le due varietà di uva e portarle in cantina ben separate, ecco, e vinificarle in purezza. Un aspetto per noi molto importante è l'accoglienza, è quello del racconto del vino. Infatti soprattutto vediamo, ecco, in quest'area, qui c'era l'antica magazzino agricolo dell'azienda, adesso invece abbiamo ricavato un salone in cui organizziamo degustazione, eventi, ecco, e la nostra area accoglienza. Ed è qui che nasce il nostro vino. Questa è l'area della cantina in cui avviene la fermentazione. Una volta raccolta l'uva, con il trattorio noi saliamo, diciamo, nel retro, qui siamo controterra, dove avviene la pigia di raspatura, in parte, ecco, per caduta il mosto viene mandato in questi fermentini. Ora che quest'area di cantina è quella destinata alla fermentazione, lo vediamo anche dai piccoli dettagli costruttivi, ad esempio dalla griglia a terra vediamo, ecco, la canaletta è una grigliatura che permette anche il passaggio del solido, perché in questa area di cantina noi maneggiamo anche il solido. Diciamo lo stesso interno del fermentino, vedete che è piatto, ok, piano, perché quando poi noi andiamo ad effettuare la svinatura, meccanicamente quello che facciamo è poi elevare appunto tutte le vinacce per effettuare la svinatura. Qui la fermentazione avviene circa 10 giorni, il momento in cui il mosto si trasforma in vino, lo zucchero appunto diviene alcol, e in cui avviene quella che è l'estrazione del colore dalle bucce. E fatto questo avviene con la svinatura con questa pressa soffice. La nostra caratteristica durante la svinatura è che non completiamo tutto il ciclo di pressatura, cioè la macchina lavora fino ad una pressione di 2 bar, noi ci fermiamo a 1.4 perché evitiamo di strizzare, tra virgolette, ecco, troppo le vinacce. Questo perché evitiamo di mescolare il torchio con il vino fiore, anche perché con le vinacce noi produciamo una grappa e quindi cerchiamo di mandare in distilleria un prodotto, cioè delle vinacce che abbiano anche un buon 30% di prodotto.
quest'altra varia di cantina in cui avviene l'affinamento. Qui, come vedete, ecco, la canaletta diventa proprio una fessura, perché diciamo in quest'area noi non maneggiamo più solido, e anche gli stessi serbatoi hanno sul finire, diciamo, una forma conica. Questo perché la forma è proprio conica. Quando noi effettuiamo i travasi, l'operazione che andiamo a fare è aprire lo sportello e visivamente capire quando è il momento di interrompere. Eccoci, adesso inizieremo una degustazione in cui assaggeremo il nostro rosato 2019 ottenuto da ovaggio di Frappato e Nero d'Avola, il nostro Frappato 2018, il Nero d'Avola 2017 e poi degusteremo le 3 annate di Cerasuolo 16, 17 e 18. Facciamo una piccola verticale per cercare di approfondire come il tempo influisce sull'affinamento del nostro Cerasuolo di Vittoria. Quindi inizieremo con il 2018 che è ancora in affinamento in bottiglia in cantina, passeremo dal 2017 che è il nostro Cerasuolo di Vittoria che abbiamo attualmente in commercio e poi faremo un passo indietro sul 2016 che oltre a essere la nostra prima annata è il Cerasuolo di Vittoria più vecchio, ecco, che Valle delle Ferle, almeno da un punto di vista moderno, produce, ecco, perché poi la storia di Valle delle Ferle, ecco, ci porta fino al 1980 con questa prima bottiglia che è il primo Cerasuolo di Vittoria all'epoca di Caltagirone imbottigliato proprio con le vigne in questa azienda. Il 2018 ovviamente ha un colore rosso rubino più intenso, ovviamente perché è il più giovane dei tre e sicuramente è quello un po' più vinoso, ecco. Noi lo abbiamo ancora in affinamento in bottiglia proprio perché ancora ha un'acidità spiccata che sicuramente con la permanenza in bottiglia ancora per almeno 6 mesi, ecco, si andrà a smorzare. Il 2017 invece comincia ad avere un colore leggermente un po' più scuro, ovviamente è ancora un rosso, lo consideriamo ancora un rosso giovane ed è quello che noi proponiamo oggi proprio perché è un Cerasuolo di Vittoria, diciamo, fresco, ecco. Da un punto di vista, diciamo, degustativo, la caratteristica di tutti i nostri Cerasuoli di Vittoria è che fanno esclusivamente acciaio e motivo di questa nostra scelta è quella di esaltare il territorio di Caltagirone. Ovviamente l'argilla e la quota della nostra vigna ci consente di non utilizzare legno e avere degli ottimi risultati esclusivamente con l'acciaio e quindi in questo modo il nostro vino risulta assolutamente figlio della nostra terra. Infine vogliamo fare un passo indietro con il 2016 perché il 2016 come vedete ha ancora un colore che non dimostra assolutamente i suoi anni, ha ancora una bella acidità che fa sicuramente ben sperare su un lungo invecchiamento e soprattutto su tante altre cose che questo vino ci può dare. Come i suoi fratelli, ecco, anche lui solo acciaio, ma troviamo dentro tantissime sensazioni, tantissimi odori che ci farebbero, diciamo, ci potrebbero ingannare, ecco, per un passaggio in legno. Il predominante è la liquirizia, la carruba, che sono sentori tipici del territorio di Caltagirone, quindi scegliete voi, ecco. Ovviamente ogni abbinamento risulta
avrà il suo vino prediletto. Noi vi consigliamo un'annata 2016 su carne, ecco, su piatti più strutturati, mentre se ci vogliamo mangiare una pizza, allora possiamo anche utilizzare un bel 2017 che è un po' più fresco. La temperatura di servizio che consigliamo, ecco, deve essere sempre intorno ai 16 gradi. Eccoci qui a Caltagirone, città della ceramica, dove in realtà storia della ceramica e storia del vino sono strettamente connesse tra loro. Caltagirone si trova infatti lungo la più antica strada del vino storicamente documentata. I trafficanti egei approdavano nelle coste di Gela e attraverso la zona attraversavano Vittorio e Niscemi e arrivavano fino a Caltagirone. Qui acquistavano prodotti agricoli, il vino e i contenitori ceramici con cui poi trasportare il vino nei loro viaggi attraverso il Mediterraneo.